Chissà, allora chissà su chitarra che ormai io conosco buono. Ma che ci c'are? Il Cicciaro perché io quando era piccino era notaio. E ora pronta posso capire subito a un'odorata un'altra che chitarra è. Comunque, a sapere una cosa, cioè, che io mi confondo certe volte, però sono salito di nascosto da mia zia e che ne scava una e mi pigliavi i seggi, i seggi di faggio pigliavo. E con quel legno ho fatto questa chitarra, per esempio, in questa c'è come vedi il legno di faggio e ci volesse mettere un'aquila, tipo in modo che c'è un bello volatile, grosso, e così tipo simboleggia la libertà. E io mi piacciono le animali, un bell'aquila. Certo, ci sta sto Chissà una piglia, sì. Chissà, ora pigliamo il cambio, lo vedo però che chissà se è mia o... A capo, io la posavo, chissà feci pure io, chissà legno di faggio di sé, chissà seggi in pezzia proprio, era messa sotto l'armadio, però la pigliavo perché questa è la sedia che usava mia zia quando si sedeva a tavola, se ci mettavo così la picchietta era molto corta, meschina. Chissà allora, prima che facessi tu, io ci misi 4 amplificatori, ci misi i lince, e così ti si sente bene, quando la suoni è buona, vai, è veloce, capito? Perché io ora ho montato... Chissà, questa chitarra ha una storia. Cioè devi sapere che col suono, se tu mi fai sentire il suono ti la racconto, perché ne emoziona ogni volta. Ora da faccia sente bella forte. Se io ci voglio mettere Jackie sotto. C'è un bello suono. A spingere il catore, e poi... bello. Forte, io però, mi piace, io però, figa forte, io però, chiamo un suono. Io ne capisco, te pare Sì. che mi hai fatto, sai quanto mi hai fatto di queste chitarre così? Ci metti o potenzione tu, io ci metto sempre in linea. Troppo bello, ti rende buono. Poi anche il fraseggio che hai fatto mi ha fatto emozionare. Cioè, ho provato dei brividi forti. Perché tu hai una tecnica speciale. Tu niente, così. Cioè, proprio per... Coca. Bello. Cola. T'aveva detto che io facevo mai in non gruppo buono. rock. Chissà, chi sarà? Chissà chi dato... Chissà, mi pare che di Vasco Rocca. Però vedi, tu quando usi le corde alte devi cercare di tamponare, perché è così, certe volte non si capisce bene la nota che dà. È l'entusiasmo che mi fa eccitare e picco corde con una risarpigliata. Per esempio, io se c'è dunque o potenzia. Certo, io quando stavo bandolino, facevo questi pezzi all'impronta. Però questa chitarra ci volesse mettere, la volesse modificare. Cioè ci volesse mettere cose in più, pick up in più, alle vecchio sai. Cioè non lo so, la metti sopra ci volesse... Ormai su chitarre ormai non è che si può fare come si facevano prima, cioè mettere tante cose, tanti accessori, perché la gente vuole tante cose, perché ormai siamo nell'età dei cellulari, la tecnologia, quindi ci dobbiamo mettere tante cose incorporate. Ma cosa che abbiamo a fare? Ci dobbiamo mettere tante cose incorporate perché ormai io... Cioè, per esempio, chissà questa chitarra, a parte che legni faggi, sutta, ci voglio mettere... 4 giacche di sutta, perché compensi poi tutta... Chissà, ci voglio mettere 4 selettori o 4 giacche, sai? 4 selettori, sai? E poi sotto i 4 jack, non lo so, tipo uno in serio, uno mono, uno soviecchio e uno per radiolina, in modo che quando ci si partite la chitarra c'è tutto. Poi, chi se caccio volesse mettere poi non lo so, un telecomando per il televisore. Sai, quando uno suona la chitarra vuoi cambiare canale e c'è un pulsante. Poi anche uno per chiamare l'ascensore, cioè una chitarra sotto che sopra un pulsante occupato e poi a posto di pick up ci faccio un pittus rotondo e ci metti poi così dentro, i noccioline, plecci. Cioè, penso una chitarra diversa, c'è un mod molto bello. E poi secondo me migliora anche poi le suono, sai? Senti. Non ti pare che è proprio precisa? Come sia?
Chi sta invece, chi sta veramente stai facendo un buon lavoro.